La prima domenica di un nuovo anno è, per gli appassionati di calcio, quella forse più attesa, più ancora della prima domenica di campionato, perché inizia un nuovo anno, ci sono tante aspettative, il pallone torna a rotolare dopo le feste, dopo le abbuffate e c'è grande curiosità per capire quello che può accadere dentro a un rettangolo di gioco. Ma la prima domenica del 2024, in mezzo a decine di partite, centinaia di gol e migliaia di momenti da vivere con il fiato sospeso, trova ancora una volta spazio per delle nefandezze, per delle scorrettezze che poco, anzi nulla, dovrebbero avere a che fare con lo sport che amiamo di più. Questa volta il teatro è stato lo stadio Licauli di Piana degli Albanesi, il teatro del San Giorgio Piana, la squadra che insieme al San Vitolo Capo ha chiuso in testa la classifica del girone A di promozione e che non aspettava altro che riprendere a giocare per provare a prenderselo da sola quel primato. La partita contro l'Iccarense, squadra che chiudeva invece la classifica del girone, è durata 37 minuti, anzi qualcosina in meno perché già qualche minuto prima stavano iniziando le scorrettezze, stavano iniziando quelle scene che mai vorremmo vedere prima ancora che commentare. Giocatori che si buttano a terra, una squadra che addirittura è scesa in campo con l'uomo in meno, quasi a voler dimostrare un segno di resa che poi è diventato vergogna con il passare dei minuti. Il primo infortunio, vero o presunto. Poi il San Giorgio che provava comunque a giocare, ad onorare l'impegno, in un certo senso l'ho anche fatto, segnando 2 gol, il primo con Duro e il secondo con Amaya. Poi è andata in scena la farsa. E a farne le spese è stato paradossalmente l'allenatore della squadra che stava vincendo e che probabilmente non aspettava altro che udire quei 3 fischi e andare negli spogliatoi al 90° o forse anche prima. Perché Filippo Chinnici, allenatore esperto, è caduto nel tranello, si è fatto espellere, salterà la prossima partita. Proprio in quello che era forse un copione già scritto, quello che ha portato Amato, il capitano dell'Iccarense, a litigare per beccarsi in qualche modo il cartellino rosso. La farsa è proseguita per un paio di minuti con giocatori che si andavano a buttare per terra, sedersi, rialzarsi e poi andare di nuovo a terra quando ci si rendeva conto che l'epilogo di quella commedia dell'assurdo stava per arrivare. E alla fine, indipendentemente dal risultato a tavolino, a perdere è ancora una volta lui, il pallone.